Eder. Mech. Pallister. La radio che si vede al 90% è o un ricetrasmettitore banda VHF o UHF con possibilità di ascolto anche stazioni commerciali in modulazione di frequenza oppure un ricevitore a larga banda. Scanner, che permette di ricevere una vasta gamma di frequenze che vanno dalle onde corte alle onde ultracorte. In quest'ultimo caso il ricevitore è atto a ricevere in chiaro anche le trasmissioni dei vigili urbani, polizia, questura, carabinieri eccetera eccetera. È in grado di ricevere anche le microspie delle forze dell'ordine e se uno ha il sospetto di averle in macchina con questa sono facilmente rilevabili. La loro portata di queste ultime non dovrebbe superare i 200-300 metri e quindi necessita un ascolto nelle vicinanze. Se fosse una radiotrasmittente per ascoltare solo musica non si capisce perché un ricetrasmettitore e non una radiolina normale. Il nostro super esperto di questo tipo di dispositivi, che per ironia della sorte è anche un amico di infanzia di Sebastiano Visintin e fino a qualche anno fa ha avuto a casa sua invitati sia lui che la moglie Liliana, con queste informazioni ci fa capire che se Sebastiano fosse stato, come è stato, intercettato o avesse avuto delle microspie in auto come è avvenuto in merito al discorso dell'aborto, grazie a questo tipo di dispositivo avrebbe potuto saperlo facilmente e quindi comportarsi di conseguenza. In una telefonata intercorsa tra il signor Sebastiano Visintin e la signora Iris, cugina di Liliana Resinovic, avvenuta dopo una settimana esatta dalla scomparsa della donna, e pubblicata su questo canale a febbraio 2022. Il marito dirà che Lily sarebbe andata via portando tutti i documenti con sé, che la polizia aveva addirittura verificato le transazioni in banca relative al conto della donna e che tutto è sotto controllo. In realtà gli atti di indagine smentiranno con forza il signor Visintin, il quale aveva dato la stessa erronea informazione anche alla polizia. Il 23 dicembre, infatti, gli uomini della questura di Trieste faranno un sopralluogo nell'abitazione e solo in quella data, all'interno di una borsa della donna riposta nell'armadio della camera da letto, rinverranno il suo portafoglio e dentro vi troveranno tutte le carte e i documenti. Quindi nello stesso giorno, alle ore 16, al marito sentito a SIT sarà chiesto testualmente: come mai ha riferito ad altro personale che sua moglie, quando era scomparsa, aveva al seguito i propri effetti personali? Perché ero convinto che fosse così e non mi sono accorto della presenza di tali effetti all'interno della borsa riposta nell'armadio della camera da letto, risponderà il Visintin. Nella stessa SIT gli verrà anche chiesto: lei è in disponibilità a un magazzino o deposito in via Donadoni? Lui dirà sì. Perché giorni addietro, quando è stato sentito informalmente, ad analoga domanda che le era stata rivolta ha negato di averne la disponibilità. Risponderà che non lo ha fatto per timore. In quel magazzino, il marito Sebastiano la mattina del 14 dicembre, mentre la moglie scompariva, ci starà per 3 ore di seguito, con telefono spento, circostanza mai verificatesi prima di quel giorno. Come da approfondimento del consulente informatico. Liliana quando mi vedeva per strada mi schivava, cambiava strada. Chi ha visto una scena di questo tipo? Signor Fulvio, lo riferisce Sebastiano, evidentemente gliel'aveva detto Liliana. Chi ha visto una scena di questo tipo? Credo nessuno, perché quando è capitato, è successo una volta, non c'erano testimoni, o quantomeno non credo ci fossero testimoni così attenti e che si ricordassero le cose. Spiego perché è venuta fuori questa storia. Il 27 dicembre del 21 sono stato convocato in questura, l'unica volta, e poi non è più capitato. In quell'occasione, tra le varie domande che vertevano più che altro su cosa ci eravamo detti io e Claudio il giorno prima che siamo andati, che Claudio mi ha accompagnato insieme alla strada romana, io sono sceso da solo e lui mi aspettava dove poi la strada romana sbucava. E tra le altre cose il funzionario con cui ho parlato mi ha chiesto quando ho visto Liliana per l'ultima volta.
E io gli ho detto che l'ultima volta che ho visto Liliana l'avevo vista una volta e mezza. Nel senso che una volta sicuramente l'avevo vista perché ero seduto su un muretto in strada di Guardilla e lei è spuntata dalla mia sinistra, proveniente evidentemente da via Damiano Chiesa. E la mezza era una volta in cui io ero in viale Sanzio, fuori da un bar, che parlavo con la proprietaria, e ho visto una figura che mi sembrava potesse essere Liliana. Comunque questa persona, quando era una cinquantina di metri da noi, è andata dall'altra parte della strada. Questo particolare io l'ho detto anche con un filo di ironia, approfittando di poter fare la battuta, l'ho vista una volta e mezza. Non ho chiamato questa ipotetica Liliana per eventualmente chiedergli il motivo di quel comportamento, tenendo conto comunque che avevo dei dubbi che fosse lei. Comunque va anche ricordato che dall'altra parte della strada c'era sia la fermata del bus e anche l'ufficio postale. Quindi se la relazione che ha fatto il funzionario il 27 dicembre del 21, sì, 27 dicembre del 21, non so se riporta anche questa mia dichiarazione, che appunto avevo visto, che poteva insomma in sintesi essere Liliana, quella che aveva deviato negli ultimi 50 metri. Fulvio, si dice che vuoi fregarmi il lavoro e che sei bravissimo a fare biscotti al cocco. Era successo che avevo incrociato Liliana, perché i nostri incontri va rimarcato che sono sempre stati casuali, non c'è traccia di appuntamenti telefonici o attraverso messaggi. E avevo incrociato Liliana, avevamo scambiato quattro chiacchiere e gli avevo detto: ma perché qualche mattina non vieni su da me che facciamo colazione assieme? Niente di grave, perché comunque sarebbe stata una situazione normale. Per me Liliana era come una sorella, niente di più e niente di strano. E allora dopo un paio di settimane che non compariva, non denunciava, che non dava segno di dire vabbè domani mattina passo da te, mi sono inventato quella formula così, gli ho detto: a te che tipo di biscotti ti piacciono? E lei mi ha risposto: basta che non siano al cocco. Ma era evidente che era un ricordargli che si era in qualche modo presa l'impegno di passare da me, anche perché sarebbe stata la prima volta che avrebbe visto il mio appartamento, che avevo tra l'altro avuto, mi era stato affidato da qualche anno e non era mai capitato che Liliana passasse su. Quanti gradi ci sono nel tuo appartamento e sei sicuro che dentro il tuo appartamento non ci sia un centro wind? D'altra parte, Claudio Sterpin, dipende cosa gli conviene rispondere, mi ha detto che un giorno che accompagnava Liliana a casa e passavano per la strada di Guardella, Liliana ha detto: Fulvio dovrebbe abitare da queste parti. Martedì prossimo posso avere la giornata libera? Serve altro? No, grazie. Sono fermamente convinto che Liliana non era una persona bugiarda. Quindi quello che afferma il buon Sterpin, che io le buttavo sardoni, che io ci provavo, e di conseguenza molti opinionisti delle chat, no? Sì, Fulvio era sempre stato innamorato di Liliana e Claudio, e ce l'ha con Claudio perché gli ha portato via l'amorosa. Ok, d'accordo, va bene. E Liliana non era una persona bugiarda. Liliana non potrebbe mai aver detto a Claudio una bugia simile, è chiaro? E oltretutto, semmai questo fosse vero, così riservata che era, mai più avrebbe detto queste cose a Claudio. Meditate, gente, meditate. Ma tu, grande mago Fulvio, come facevi a sapere che Liliana era proprio in quel boschetto? Insomma, allora, fin
fino nel periodo in cui Liliana non si trovava dov'era, io ho continuato a martellare sia su Facebook e in ogni occasione che per me era di importanza primaria che venisse trovato il corpo, perché in modo che gli fosse data degna sepoltura, e continuavo a ripetere che non sopportavo l'idea che potesse essere buttata da qualche parte in un bosco come spazzatura. Guarda caso, in questo modo è stata trovata. Guarda, è veramente un caso? E beh, vedremo nell'andare avanti con le analisi. Che poi il corpo di Liliana sia stato portato dove è stata trovata, non credo che sia un caso che è stata trovata a una cinquantina di metri da dove io avevo annunciato che sarei andato a cercarla qualche giorno prima di Natale, e quando sono andato a cercarla e non l'ho trovata, ho comunicato su Facebook che l'avevo cercata proprio lì. Quindi casualmente il corpo è stato depositato nell'unico posto possibile dove poteva essere lasciato, senza lasciarlo in mezzo alle erbe, alle aiuole. È stato appunto lasciato a una cinquantina di metri dove avevo detto che io l'avevo cercata, in un bosco come spazzatura, perché i sacchi con cui è stata vestita, diciamo, testimoniano il messaggio come spazzatura. Ma ripeto, io non ho previsto niente, anzi io credo che in qualche modo, senza volerlo, avevo scritto il copione e qualcun altro l'aveva eseguito il lavoro. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.